Il RIS a Occhiobello, dove il Po ha restituito un borsone con all'interno i resti mutilati di una donna. Il pensiero va a 2 vittime di omicidio di cui non si è mai ritrovato il corpo, le padovane Samira Lattar e Isabella 90. A Pieve di Soligo lutto cittadino per i funerali di Adriano Ormelin, l'83enne massacrato da rapinatore in casa. Era come un papà per tutti noi, il ricordo di parenti ed amici, presente anche il governatore Zaia, nessun perdono per l'assassino. Individuati ammessi i responsabili della violenta aggressione a un 52enne picchiato per aver soltanto chiesto a un'auto di rallentare mentre attraversava le strisce pedonali. Sono 4 giovani in via di identificazione. Grandi navi a Marghera, da domani operativo il primo approdo, la banchina Liguria, all'evento anche il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Impresa e collasso per caro energia e materie prime, il governo faccia scelte coraggiose o è meglio andare a elezioni? Le dure parole del presidente di Confindustria Venezia Rovigo Marinese ieri sera al Ring. Si scattavano selfie sui binari della ferrovia, Musile di Piave, ragazzini fermati prima che il folle passatempo si trasformasse in tragedia. Il sindaco ai genitori: parlate ai vostri ragazzi. Basket, Treviso si affida all'ex gloria della Benetton Marcello Nicola per raddrizzare una stagione che l'ha portata a rischiare la salvezza. Il 2 volte campione d'Italia rileva la panchina di Max Menetti, esonerato ieri sera. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca, anche gli specialisti del RIS a Occhiobello, dove il Po ha restituito un borsone con all'interno i resti mutilati, probabilmente di una donna. Il pensiero va a 2 vittime di omicidio di cui non si è mai ritrovato il corpo, le padovane Isabella 90 e Samira Lattar. Non un cadavere affiorato dalle acque, ma un corpo decapitato e mutilato in avanzato stato di decomposizione, chiuso in un borsone e fatto riemergere dall'eccezionale secca del Po causata dalla siccità. I resti recuperati ieri pomeriggio lungo il fiume a Occhiobello, all'altezza del Parco della Rotta e di via Malcantone a Santa Maria Maddalena, non sono dunque riconducibili alla vittima di un incidente o di un gesto estremo, ma sono quelli di una persona uccisa e fatta a pezzi, tanto che la Procura di Rovigo ha aperto sul caso un fascicolo per omicidio a carico al momento di ignoti. Da una prima ricognizione si tratterebbe di una donna. Nella zona polesana non sono segnalate però delle scomparse, vengono alla mente semmai 2 padovane uccise e mai ritrovate. Ma se il delitto di Isabella 90, la 55enne sparita da 90 Padovana nel gennaio del 2016, appare troppo datato per riguardare il macabro ritrovamento, più plausibile, anche se gli inquirenti sono scettici, potrebbe essere il collegamento con l'omicidio di Samira Lattar, la mamma di 43 anni di Stanghella, di cui non si hanno più notizie dall'ottobre 2019 e per la cui morte è già stato condannato all'ergastolo il marito. A notare la sacca con all'interno i resti nudi, un operaio alle prese con delle manutenzioni, insospettito in particolare dall'odore, che ha subito dato l'allarme. Le indagini dei carabinieri di Rovigo procedono in tutte le direzioni, come ha confermato il procuratore capo Sabrina Duò. Per ora è stata eseguita solamente una prima ispezione cadaverica, occorreranno una serie di accertamenti tecnici sul corpo per avere a disposizione ulteriori elementi in base ai quali orientarsi. Di certezze ce ne sono poche al momento. Che si tratti di un delitto e che chi ha fatto a pezzi la sua vittima la volesse rendere irriconoscibile e soprattutto ne volesse far sparire per sempre il corpo, che il poi invece ha restituito. Ed ora nel veneziano, grazie alle telecamere di videosorveglianza del comune, sono stati individuati i responsabili del pestaggio a danni di un 52enne mestrino. Non ci è voluto molto per individuare i 4 responsabili dell'aggressione avvenuta domenica pomeriggio in via Circonvallazione a Mestre, davanti alla piscina, a danno di un 52enne del posto. Hanno collaborato all'identificazione i cittadini e soprattutto le telecamere della Smart Control Room che sono state messe a disposizione per l'indagine sono riusciti a identificare non solo gli aggressori ma anche il fatto come è avvenuto. La scena infatti è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del comune, permettendo agli uomini del commissariato di individuare il proprietario dell'auto residente fuori Veneto, cui il 52enne avrebbe fatto cenno di rallentare perché in prossimità delle strisce pedonali, scatenando la violenta reazione delle 4 persone all'interno, sembra tutte giovani, che una volta scese dal mezzo l'avrebbero colpito più volte. Fatti del genere non possono essere tollerati
nel nostro comune e il messaggio che deve arrivare è proprio quello che chi delinque viene identificato. Non dovrebbe volerci molto ora per arrivare a nomi e cognomi di tutti e verificare ruoli e responsabilità di ognuno. Secondo alcuni testimoni sembra che i coinvolti fossero 4, ma dalle immagini delle telecamere risulterebbero solo 2 i picchiatori. L'indagine è ancora coperta da segreto istruttorio e per rispetto delle forze dell'ordine e della questura non possiamo dare ulteriori dettagli. Le forze dell'ordine fanno un grande lavoro, forse un po' di lavoro andrebbe fatto anche sulle leggi attuali che ci sono. Il 52enne portato all'ospedale ha avuto una prognosi di 4 giorni, il che significa che non potranno partire le indagini d'ufficio, ma servirà una querela da parte sua. I responsabili rischiano una denuncia per lesioni personali e aggressione. Continuiamo con la cronaca. L'accoltellamento di un giovane kosovaro in piazzale Stazione a Padova. Domani in prefettura il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico è pronto ad assumere nuovi provvedimenti. Un taglio profondo sul volto che ha lesionato anche parte della muscolatura della guancia. È finito così un regolamento di conti saldato a colpi di coltello davanti al McDonald's di piazzale Stazione nel tardo pomeriggio di domenica tra un giovane kosovaro e una banda di nordafricani che sarebbe tornata a fargliela pagare dopo un diverbio violento scoppiato nel pomeriggio. Di questo si occuperà il vertice in prefettura di mercoledì mattina, una riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico alla presenza delle massime autorità della città con il prefetto Raffaele Grassi e il questore Antonio Sbordone. Un episodio di violenza diverso, quello di domenica sera, rispetto alle maxi risse tra giovanissimi convocate via social che tanto avevano preoccupato Padova negli scorsi mesi, con teatro le piazze della città, Prato della Valle, Piazza Duomo, Piazzale Stazione. Un regolamento di conti che si è consumato in quella sorta di quadrilatero lungo Boulevard tra via Cossetto, viale Codalunga, via Tommaseo e Corso del Popolo, dove le vie di fuga ci sono. Proprio qui potrebbe essere decisa un'intensificazione dei controlli che andrà in parallelo con le iniziative del tavolo per il disagio giovanile che da alcuni mesi lavora a Padova. Giornata importante domani per la cerimonia di inaugurazione della banchina Liguria, primo approdo per grandi navi ad entrare in funzione nell'area di Porto Marghera, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Conclusi i lavori di adeguamento, ora l'approdo è pronto ad accogliere l'unità di stazza lorda superiore alle 25.000 tonnellate che, come previsto dalle nuove norme, hanno il divieto di navigare nel canale della Giudecca. Ci saranno anche il Presidente dell'Autorità Portuale e Commissario straordinario per le crociere Di Blasio, il governatore Zaia, il direttore marittimo Pellizzari. È atteso anche il sindaco Luigi Brugnaro, ma la sua partecipazione dipenderà dalle sue condizioni di salute. Imprese al collasso per caro energia e materie prime, il governo faccia scelte coraggiose o è meglio andare a elezioni? Dura il commento del presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, ieri sera a Ring. Qui l'economia di guerra la stiamo facendo in casa, perché le parti sociali in questo sono molto coese. Io sono molto preoccupato dei collaboratori delle aziende che automaticamente avranno uno stress in più anche dal punto di vista lavorativo. Cioè, se uno prima faceva fatica, se una persona faceva prima fatica ad arrivare a fine mese, ancora di più. E giustamente i sindacati pongono come punto il salario. Allora una cosa da fare immediatamente è abbattere il cuneo fiscale, ma farlo domani mattina. E non a favore. Cioè, perché lei dice giustamente i nostri lavoratori chiederanno uno stipendio un po' più pesante perché non ce la fanno, noi imprenditori non possiamo dare perché ci aumenta tutto, cioè questo... E quindi no. bisogna abbassare la differenza tra l'oro del netto nelle buste paga. È la guerra dei poveri. E sì, ma da quant'è che abbassare... ne parliamo, Marinese? Perché non si fa? Sì, però, se siamo in economia di guerra, come è stato detto nella trasmissione, serve un'economia di guerra, e l'economia di guerra è questa, cioè è prendere il toro per le corna e dire basta, ma dirlo anche alla Comunità Europea e piantarla con le ideologie. E se necessario, io lo dico, andiamo a elezioni, non se ne può più. Nessuno si poteva aspettare la guerra dopo la pandemia, ma siccome è un governo
che è voluto dalla maggior parte del Parlamento o prende scelte coraggiose o non serve per quello che è nato, semplice. Perché il Paese è stanco. La Finanza di Vicenza ha arrestato 2 cittadini albanesi, sequestrato 20 kg tra cocaina, marijuana ed hashish, droga che immessa nel mercato vicentino avrebbe fruttato 1 milione di euro. Sequestrati 20 kg di droga e arrestati in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti 2 cittadini albanesi già gravati da precedenti, mentre un terzo è ricercato. È il bilancio di un'indagine articolata delle Fiamme Gialle di Vicenza. Lo stupefacente sequestrato, destinato alle zone del centro cittadino, una volta immesso nel mercato avrebbe fruttato all'organizzazione criminale un guadagno di 1 milione di euro. Siamo partiti da piccoli fermi su strada, soprattutto nelle zone principali di spaccio di Vicenza, mi riferisco al Campo Marzio, al Quadrilatero, insomma alla zona della stazione. Risalendo un po' la filiera abbiamo individuato alcuni soggetti che secondo noi erano in grado di gestire in quantitativi importanti. Le attività di riscontro ci hanno dato ragione. L'arresto di uno dei 2 è stato possibile dopo un inseguimento a folle velocità in cui l'auto dei fuggitivi, anziché fermarsi all'ALT, ha continuato la fuga in autostrada, saltando le barriere di protezione dello svincolo di Vicenza, imboccando la direzione di Montebello Vicentino, dove il conducente è stato bloccato mentre il passeggero è riuscito a scappare. All'interno del mezzo un borsone con 12 kg tra marijuana e hashish. Da lì la perquisizione di un immobile con i cani antidroga, dal quale erano stati visti uscire i 2 cittadini albanesi, dove è stato rinvenuto altro stupefacente, 7 kg di cocaina e 1 chilo di marijuana, materiale per il confezionamento e denaro in contanti in euro e franchi svizzeri. All'interno dell'abitazione anche una pistola Beretta risultata rubata. Pertanto è scattato il secondo arresto per traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione di un soggetto albanese titolare dell'immobile, presente durante le perquisizioni, mentre sono ancora in corso le ricerche del terzo soggetto che si è dato alla fuga al termine dell'inseguimento. Si stavano facendo dei selfie sui binari, costringendo a interrompere il pubblico servizio. L'appello del sindaco di Musile di Piave ai genitori: cercate di parlare con i vostri figli. Qualche giorno fa 2 ragazzi, sempre di Musile purtroppo, sono stati trovati nei binari del treno che si facevano i selfie. La polizia ferroviaria ci ha contattato perché sono stati bloccati i treni e quindi c'è stata un'interruzione di pubblico servizio. Questo per la smania di farsi dei selfie, per creare queste situazioni particolari da postare. Nel commentare i recenti atti di vandalismo commessi da ragazzi, il sindaco di Musile di Piave ha portato alla luce un altro episodio che vede sempre dei giovani protagonisti, per evidenziare un problema anche sociale che va affrontato immediatamente. Non si sono resi conto del pericolo, non si sono resi conto che per accedere ai binari hanno superato un cancello che non si poteva superare e che l'unica cosa che volevano fare erano farsi queste foto per poi postarle. Il fatto di dare più importanza a delle foto col telefonino nei binari del treno piuttosto che alla propria vita. Su questo bisogna lavorare, su questo bisogna ragionare, bisogna far capire ai giovani che un momento di disattenzione, una bravata, non diventa più una bravata, può trasformarsi in una tragedia. L'appello va anche alle famiglie. Cercare di parlare e di spiegare, di non stancarsi mai nel farlo, perché non abbiamo alternativa. Noi dal canto nostro come istituzione, in collaborazione con la scuola, cercheremo di attivare dei percorsi, insomma anche avvalendoci di psicologi, come già abbiamo fatto per il bullismo, ma lo faremo anche per altre questioni, cercando di instillare i giusti valori della vita e soprattutto di far capire, come ho detto prima, che un minuto ti cambia la vita e te la distrugge. Vandalizzata la croce che ricorda un partigiano ucciso in vicolo San Donato in Angarano a Bassano.
Sfregio alla memoria di un partigiano barbaramente ucciso in un agguato pianificato da un gruppo di nazifascisti il 29 ottobre 1944 in vicolo San Donato a Bassano. Giuseppe Korzriewski, Flore, giovane polacco che aveva aderito alla resistenza in Italia, venne freddato con 3 colpi di pistola secchi, proprio davanti alla chiesetta. E in questi giorni la croce in ferro che lo ricorda e rende onore alla sua memoria è stata staccata dal muro e piegata. Un fatto increscioso che non è passato inosservato ai bassanesi che attraversano quel tratto di Angarano. Di sicuro chi ha oltraggiato la croce del partigiano Flore nemmeno sa chi sia stato questo giovane che ha deciso di combattere per la libertà del nostro paese, cui ognuno di noi dovrebbe rendere onore. Chi ha piegato la croce che porta un nome e un mazzo di fiori ha agito con lo sprezzo dettato dall'ignoranza e dall'inciviltà, che in questi giorni drammatici di guerra diventano ancora più difficili da accettare. Ed ora nel Trevigiano l'ultimo saluto ad Adriano Armellin, l'83enne ucciso a Pieve di Soligo 10 giorni fa. Era il padre di tutti, lo ricordano amici e conoscenti che ora chiedono giustizia. È il mio secondo papà, è come fossi il terzo figlio, fa conto tu cosa perdo io, una vita assieme. Sentieri, montagna, al mare, in collina, pranzi, cene, compleanni. Una parte di me, io oggi perdo una parte indelebile della mia vita. Poteva essere considerato così, proprio il padre di tutti. Poi noi anche avevamo un gruppo di amici molto uniti e quindi lo vedevamo spesso, lo trovavamo spesso e quindi le due parole non mancavano mai. Prima di tutto un padre, buono, disponibile, sempre pronto ad aiutare. Così nel giorno dell'addio viene ricordato Adriano Armellin, l'uomo ucciso la sera del 25 marzo scorso da Mohamed Boumouaran, il 36enne marocchino che si è presentato alla sua porta, ora in carcere per tentata rapina aggravata e omicidio preterintenzionale. Quella figura del padre che è stata ricordata anche da Don Giuseppe Nadal con la parabola del figlio il prodigo, dove l'incapacità di perdonare è una delle chiavi di lettura. Molto più spesso siamo nei panni del figlio maggiore, bravo a lavorare, rispettoso delle leggi, ma senza cuore, incapace di perdonare. È questo che dispiace al padre, è questo che impedisce di essere tutti nella festa. Una morte barbara, ha detto ancora Don Giuseppe Nadal, di fronte a una comunità ancora sgomenta e che chiede giustizia prima umana che divina. Non si apre più a queste persone, si ha sempre fiducia, si apre, ma invece non si può. Ormai cambia tutto, questo è il problema. Giustizia che sia fatta sempre, per tutti. Non voglio sostituirmi alla giustizia, ma che se rimane in carcere evita di fare dei danni ad altre persone indifese e innocenti, come è già stato Adriano. Oltre 500 i presenti ad abbracciare i figli Marco e Andrea, tra loro il sindaco di Pieve Stefano Soldan, che ha proclamato il lutto cittadino, i colleghi dei paesi limitrofi, il prefetto Sidoti, il comandante provinciale dei Carabinieri Magro, il presidente del Veneto Luca Zaia. Grazie Adriano di questa testimonianza e mi viene da usare la tua stessa espressione, averchen degli uomini così, tradotto, che si possa avere persone, uomini buoni come te, averchen. Ai funerali di Adriano Armellin anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha usato parole durissime. Questo è il paese di Bengodi, per i delinquenti servono pene esemplari, si buttino via le chiavi, ha detto. Presidente Zaia, una giornata dolorosa per Pieve di Soligo, la sua presenza oggi cosa sta a significare? La vicinanza alla famiglia, ai familiari, a Marco, Andrea, ai figli, ai fratelli, alle nuore e insomma a tutti coloro che l'hanno voluto bene. Non si può perdere la vita in questa maniera. Adriano Armellin è stato trucidato, torturato, è morto a causa delle gravi percosse che ha preso. Tutti noi abbiamo sperato nelle prime ore che si potesse salvare, però l'epilogo è stato assolutamente negativo.
ci si interroga sul senso della vita e anche sul senso della vita di alcune persone che commettono questi fatti, perché comunque c'è da dire che non ci sono spiegazioni per quello che è accaduto. Io spero che quantomeno non servirà a far tornare in vita Adriano Armelin, il signor Armelin, ma quantomeno si pensi in questo paese a pene esemplari, quantomeno siano un deterrente per quanto possibile. Riecheggia spesso la parola perdono in questi giorni, ma c'è qualcosa da perdonare, si può perdonare? Guardi, la parola che riecheggia, però è pur vero che è difficile perdonare chi commette un atto del genere, va a trucidare, a percuotere e a massacrare in questa maniera una persona. Io penso che oggi noi dobbiamo sperare che i magistrati facciano il loro dovere e assicurino per tutta la vita la giustizia a questo signore. Lei Presidente? Che si buttino via le chiavi, questa è l'unica soluzione. Si ritorna a parlare di sicurezza, di prevenzione, ma anche di certezza della pena, anche questi temi che ricorrono. Ma cosa vuole che le dica? Questo è il Bengodi dei delinquenti. Questo è diventato il paese del Bengodi dei delinquenti. Bisogna mettersi d'impegno per andare in galera. Questa è la verità. Io non do colpe a magistrati o chi altro. Io penso una cosa, che il Parlamento deve fare leggi molto più severe, perché rientra nelle competenze del Parlamento, e se ci sono leggi molto più severe, probabilmente più di qualcuno verrà assicurato la giustizia, persone che oggi magari non lo sono. La mia presenza qui è anche per dire che noi non ci omologhiamo a questi fatti, non vogliamo diventare terra che ospita sta gente che va per le case ad ammazzare i nostri veneti. Sta diventando un vero caso sociale quello della ragazzina di famiglia Sinti che partorì a 13 anni all'ospedale di Cittadella. Il conto dell'assistenza sarà a carico del comune, anche se la giovanissima mamma non risiedeva lì. Incinta a 13 anni, di famiglia Sinti, venne affidata ai servizi sociali del comune di Cittadella, che ora dovrà pagare le fatture della comunità protetta che la ospitò. Così ha stabilito il Tribunale di Padova, ma la giunta guidata da Luca Pierobon si rifiuta di farlo e ricorrerà in appello, anche se sarà il Consiglio Comunale a decidere. I fatti risalgono alla fine del 2019, quando la ragazzina, nata e cresciuta in una famiglia con residenza a Malo, ma che si spostava in camper tra Tezze e Cittadella, venne ricoverata all'ospedale cittadellese all'8° mese di gravidanza. Subito, vista l'età, i servizi sociali decisero di trasferirla in una struttura protetta gestita da una cooperativa di Ferrara che dalla fine del 2019 ha emesso regolari fatture a carico di Palazzo Mantegna. Il comune però si è sempre rifiutato di pagarle e intende continuare a non farlo, dato che la giovanissima mamma resterà nella struttura fino ai 18 anni e proviene da una famiglia senza fissa dimora. Il tribunale ha sentenziato il contrario. La vicenda è destinata a durare a lungo. Su questa vicenda il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, da noi contattato, precisa che mercoledì sera il Consiglio Comunale dovrà approvare una variazione di bilancio per procedere al pagamento delle fatture per l'accoglienza della giovanissima madre, pagamento che, dice Pierobon, il Comune è obbligato ad effettuare al fornitore del servizio. Solo dopo la sentenza di appello Cittadella potrà avviare il recupero di quanto speso dall'amministrazione fin dal 2019 per l'accoglienza della mamma minorenne. Presentato nella palestra di Sant'Antonino dal direttore generale Giovanni Favero, da quello sportivo Andrea Gracis, il nuovo allenatore del Treviso Basket, dopo l'esonero di Max Menetti, la scelta è caduta su una gloria della pallacanestro trevigiana, Marcelo Nicola. Per tornare a essere competitivi, i biancocelesti della NutriBullet Treviso Basket devono ritrovare l'entusiasmo di giocare insieme e la voglia di divertirsi. Ne fa innanzitutto una questione di testa Marcelo Nicola, l'argentino, bandiera della Benetton, trevigiano d'adozione da ormai 20 anni, chiamato a sostituire Max Menetti. Per lui è l'esordio come capo allenatore in Serie A. Bisogna dare fiducia, bisogna dare voglia, bisogna dare energia, però bisogna che anche loro la ritrovino da dentro. Sono loro quelli che vanno in campo e devono fare sì che in qualche modo si sentano felici di stare assieme e giocare assieme. Una stagione iniziata nel migliore dei modi, con un'esaltante serie di vittorie, ma quando le cose hanno iniziato ad andare male e la stanchezza a farsi sentire, il quintetto ha perso fiducia e con essa punti in classifica. La squadra è un po' in difficoltà a livello mentale, quello si vede un po' nel gioco, quindi
I risultati hanno tolto la fiducia alla squadra e la squadra ha fatto fatica soprattutto in attacco, però per non trovare una serenità e una maniera di giocare più allegra. Obiettivo salvezza, Nicola non si sbilancia, serve fare un passo alla volta, una partita alla volta. Domenica giochiamo contro Varese, poi si vedrà. I conti, ripeto, e mi sentirete dirlo ogni giorno, si fanno alla fine. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Benvenuti al meteo. Mentre una perturbazione porta piogge al centro-sud, al nord invece si rafforza l'alta pressione atmosferica. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 6 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Nella prima metà cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Su Trevigiano e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura di notte possibili nebbie locali in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento su zone montane e pedemontane. Venti deboli o moderati in pianura da sud-est. Temperature in lieve aumento, minime tra 3 e 7 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, sui monti prevalenza di sole al mattino e nuvolosità in aumento a seguire. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato in mattinata, formazione di addensamenti al pomeriggio e nubi basse poi in serata. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.